Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con l'emergenza coronavirus. Con 52.293 tamponi effettuati sono 2.722 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 5,2% a fronte del 4,2% di ieri. Continua però il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva con meno 42 degenti, sia negli altri reparti con 202 dimissioni. I morti sono stati 65 con il numero di decessi da inizio pandemia che ora ha superato quota 32.000. Per quanto riguarda le singole province, sono 754 i nuovi casi a Milano, 352 a Brescia e 301 a Varese. All'andamento del coronavirus sul territorio sarà dedicato ampio spazio sul giornale di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Sempre in tema di Covid, spostiamoci ad Arcisate, dove oggi è stato inaugurato il nuovo centro vaccinale. Tutti i dettagli nel servizio realizzato da Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Oggi è una giornata molto importante perché partiamo con le vaccinazioni su tutta la Val Ceresio. In altri paesi sono partiti prima, noi siamo arrivati adesso, però questa spero che sia la battaglia conclusiva per chiudere questa stagione davvero difficile che dura oramai da più di un anno. Direi che questo centro vaccinale è un po' un fiore all'occhiello per i cittadini della Val Ceresio, perché da tutti quelli che abitano in Val Ceresio è raggiungibile entro massimo 15 minuti di macchina, è molto comodo, ha ampi spazi di parcheggio, credo che sia anche ben organizzato. Quindi adesso iniziamo a lavorare per i vaccini, quando sarà tutto finito faremo una grande festa e tutti quanti assieme per chiudere questo brutto momento. Passiamo ora alla cronaca. Il nudismo statico non è reato. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, che ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa contro un uomo sorpreso nudo nel suo furgone a Crenna di Gallarate nel settembre del 2015. Il GUP di Busto Arsizio aveva infatti condannato il 55enne a 2 mesi, convertiti poi in pena pecuniaria di 4.500 euro per atti osceni in luogo pubblico. Poi il ricorso in appello e ora l'assoluzione. E tutti i dettagli sono già disponibili sul nostro sito. Su Prealpina.it trova spazio anche la notizia del processo in corso a Varese a carico di un 65enne originario di Bari, accusato di esercizio abusivo della professione medica. Secondo la procura, l'uomo avrebbe effettuato trattamenti di chirurgia estetica nel suo appartamento di Giubiano, nonostante non avesse alcun titolo per farlo. Durante la perquisizione da parte della Guardia di Finanza nel 2017, nel suo appartamento furono infatti trovati medicinali per chirurgia estetica e un certificato di laurea rilasciato dall'Università di Sarajevo. Di fatto però non risultava che avesse chiesto il riconoscimento in Italia di quel titolo, né tantomeno che fosse iscritto a un albo professionale italiano. Chiudiamo con lo sport. La campionessa di canottaggio Sara Bertolasi ha annunciato oggi il suo ritiro dall'agonismo. I problemi al tendine del quadricipite femorale l'hanno spinta a rinunciare al sogno della terza Olimpiade dopo Londra 2012 e Rio 2016. Domani avrebbe dovuto rientrare in gara a Piediluco, ma ha deciso appunto di ritirarsi dalle competizioni e tutti i dettagli sono già disponibili sul nostro sito. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata.